Abbiamo il Conte Alberto che è la Conte Artemis Maniago, anche lei due domande Conte per quanto concerne questa manifestazione. Gradito il vino bianco anche se sotto forma dell'abito, ma sappiamo che l'abito in qui, la metafora è il vino. 3 vini bianchi anche qui portati. Sì, abbiamo portato 3 vini bianchi, abbiamo portato una ribolla gialla, un Sauvignon, un Pinot Grigio, tutti e 3 vendemmia 2009. Con l'aggiunta di 2 vini dolci, il classico Verduzzo Friulano e un Piccolit vendemmia 2007 che sta riscuotendo molto successo. La sua azienda si trova sui colli orientali friulani, il famoso COF. Ecco, cosa troviamo noi nel bicchiere anche come ambiente, cioè come ambiente sostenibile? Ma sicuramente il bicchiere del COF è un bicchiere molto moderno, quindi un bicchiere non troppo alcolico, non troppo strutturato, un bicchiere che viene apprezzato, un ottimo rapporto prezzo-qualità. Sicuramente è una zona che ha tanto da dire e tanto ancora da espandersi. Lei crede nel sole, nell'economia solare, cioè fotovoltaico e quant'altro? Sì, credo sicuramente nell'economia fotovoltaico, però deve essere inserita in un contesto agricolo, cioè non mi piacciono quelle distese da 30 ettari di pannelli fotovoltaici in appezzamenti di terra, poi magari di terra molto buona. Quindi sono d'accordo sul fotovoltaico fatto dall'agricoltore, a supporto dell'azienda agricola, ma soprattutto su terreni marginali, effettivamente marginali, in cui le classiche produzioni agricole non danno reddito oggigiorno.